Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la preoccupazione sul fronte del West Nile. Una 92enne di Chions potrebbe essere la prima vittima del virus in Friuli Venezia Giulia. Il dubbio sarà sciolto dalle analisi che sono in corso da parte di ASFO. Anche un 85enne di Cordenons è deceduta positiva, ma in questo caso, secondo i medici, la sua morte non è strettamente collegata al virus. Intanto proseguono le disinfestazioni sul territorio. È una 92enne di Chions la potenziale prima vittima del virus West Nile in Friuli Venezia Giulia. Il condizionale è d'obbligo in attesa degli esiti degli esami che ne daranno la certezza, ma i medici propendono per il sì. La donna era ricoverata in ospedale a San Vito al Tagliamento ed è deceduta per un'encefalite. Anche un 85enne di Cordenons è deceduta positiva al virus, ma in questo caso la febbre del Nilo avrebbe aggravato un quadro clinico già critico. Proseguono intanto le operazioni di disinfestazione contro la zanzara, principale vettore del virus in tutta la regione. Sono 22 finora i comuni in cui è stata effettuata la misura adulticida e quindi mirata a uccidere le zanzare adulte. Tra i capoluoghi Udine e Pordenone sono già state bonificate, mentre nei prossimi giorni le operazioni riguarderanno anche Gorizia, dove si è registrato un caso positivo a Piedimonte. 20 finora i casi registrati, di cui 3 in provincia di Udine, tutti gli altri, oltre al caso isontino, in provincia di Pordenone, perché ha contatto con il Veneto, dove il virus è molto più diffuso. Tanto che a Pordenone e in diversi centri della provincia nelle prossime ore verrà effettuata un'ulteriore disinfestazione larvicida, mirata quindi alle zanzare non ancora sviluppate. Poi, a seconda dell'evoluzione del virus, la regione valuterà altri interventi. Dal West Nile alla pandemia, oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 655 nuovi contagi da Covid-19, su 4.587 tamponi effettuati, 5 i decessi registrati, 2 a Udine e 1 in ciascuna delle altre 3 ex province. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 2, mentre sono 155 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, 6 in meno rispetto a ieri. Voltiamo pagina, rigettato il ricorso dalla Corte di Cassazione, così diventa definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per Fabio Gaiato, l'ex trader di Portogruaro, al centro della maxi truffa da 23 milioni della Venice Investment, che ha coinvolto migliaia di risparmiatori. Fabio Gaiato, l'ex trader di Portogruaro, resterà in carcere e dovrà scontare la pena di 10 anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal suo avvocato Guido Galletti. Gaiato, dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura di Pordenone, era stato condannato per associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo bancario e finanziario, autoriciclaggio. In primo grado gli erano stati inflitti 15 anni, pena ridotta in appello a 10 per la truffa della Venice Investment Group. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Tormezzo dal 2018. La condanna diventa così definitiva. Gaiato è stato ritenuto responsabile di una complessa truffa messa in atto nel nord-est che, attraverso uno schema Ponzi, aveva raccolto 23 milioni di euro versati da migliaia di risparmiatori, promettendo fantomatici guadagni del 10%. Il tutto documentato attraverso un sito internet che poi è risultato fasullo. Tutti i soldi investiti di fatto sono spariti. I truffati si sono rivolti ad avvocati ed associazioni di difesa dei consumatori, ma non hanno rivisto praticamente nulla. Ancora cronaca, in macchina avevano 7 kg di hashish. 2 giovani, un pordenonese e un pakistano, sono stati arrestati durante un controllo al casello autostradale a Udine Sud. Erano di ritorno dalla Lombardia, dove si erano riforniti di droga. Arrestati 2 giovani trovati in possesso di 7 kg di hashish. È accaduto lunedì pomeriggio verso le 17, quando la squadra volante della questura di Udine ha fermato, all'uscita del casello autostradale di Udine Sud, l'automobile sulla quale viaggiavano un pordenonese di 26 anni e un cittadino pakistano di 27 anni. Dal momento che lo straniero era già noto per precedenti di droga, la vettura è stata perquisita con l'aiuto di una pattuglia della squadra mobile. All'interno è stato trovato uno zaino contenente l'hashish, suddiviso in 10 panetti. I 2 giovani sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e portati nel carcere di Udine. Brutale episodio di violenza nei confronti di un animale a Tavagnacco. Un gatto è stato per colpire mortalmente un gatto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.
Un gatto è stato ucciso con una freccia di una balestra a Tavagnaco. Il padrone dell'animale ha sporto denuncia ai carabinieri. Una vicenda sulla quale stanno indagando i militari di Feletto Umberto per risalire al responsabile dell'atto, che è penalmente perseguibile. Una traccia si potrebbe avere grazie al recupero della freccia posta sotto sequestro. Sull'origine del gesto gli inquirenti non si sbilanciano. Adesso bisognerà capire se ci sono stati dissapori con chi risiede nella zona del proprietario o se c'è dell'altro. Un episodio che non è l'unico del genere, come confermato da Gabriella Giaquinta, presidente dell'associazione Amici della Terra. È successo anni fa in Viale Venezia a Udine, se non ricordo male, di un animale, non ricordo se cane o gatto, che era stato infilzato con una balestra. Però che per beghe tra vicini di casa a rimetterci siano poi gli animali, questo è un fatto, o potenzialmente a rimetterci è un fatto abbastanza ricorrente. Lo posso dire alla luce delle segnalazioni che ci arrivano. La balestra molto più raro, però esiste, come diceva lei, l'avvelenamento. Esiste l'avvelenamento e contrariamente a una volta, e se non vado errata è l'articolo 544 bis, che condanna fino a 1 anno di reclusione l'autore di un'uccisione di un animale. Singolare incidente oggi sulla Pontebana a Porcia. Un trattore carico d'uva è uscito di strada piombando su una rivendita d'auto. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt. Un'uscita di strada decisamente ingombrante, quella che si è verificata nella tarda mattinata di oggi a Porcia. Un trattore che sulla Pontebana trasportava un carico d'uva dopo la vendemmia è piombato letteralmente nel parcheggio della rivendita d'auto Garage Venezia, all'incrocio con Viale Grigoletti. Il mezzo agricolo ha ingombrato parte della carreggiata e mandato in tilt il traffico sulla statale 13. 2 corsie sono state chiuse temporaneamente. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno lavorato per 3 ore per rimettere in carreggiata il trattore e liberare la strada. I pompieri prima hanno rimosso parte del carico d'uva finito a terra, poi con il supporto dell'autogru arrivata dalla sede centrale hanno liberato il mezzo agricolo che era bloccato a cavallo di un muretto. Sul posto anche la polizia municipale di Porcia, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Alle 12 di oggi i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti a Pasian di Prato per un'importante perdita di gas in via Passons. La perdita, una fuoriuscita da una tubazione a 5 atmosfere, si è sviluppata durante un cambio di un contatore a causa di un guasto al riduttore di pressione. I pompieri, dopo aver bloccato il traffico in zona ed evacuato alcune abitazioni, hanno chiuso la valvola del gas con attrezzi antiscintilla e bloccato la perdita. Leggermente ferito il tecnico che stava cambiando il contatore. L'uomo è stato accompagnato in ospedale a Udine per i controlli del caso. E si va verso la normalità nel comune di Gorizia, alle prese con i danni provocati dall'attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico. Molti dei servizi ai cittadini che erano stati bloccati sono stati riattivati. Si stima che siano state ripristinate il 90% delle attività rivolte all'esterno, dall'anagrafe allo stato civile ai funebri. Lo rende noto il comune. È evidente però che permangono disagi molto forti, perché ad esempio la posta elettronica presenta ancora problemi diffusi, ha spiegato il sindaco Rodolfo Ziberna. Ci sono anche difficoltà per la rete interna, ha concluso, e alcuni documenti dovranno essere ricostruiti. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Verso le elezioni del 25 di settembre è stata confermata la decisione da parte della Corte di Cassazione sulle liste escluse. Domani alle 11 sarà effettuata l'estrazione, il servizio. La Corte di Cassazione ha confermato ufficialmente la decisione della Corte d'Appello del Tribunale di Trieste e ha escluso 5 partiti per un totale di 7 liste candidate per il rinnovo del Parlamento il 25 settembre prossimo. Pensiero e Azione, Destre Unite, Partito Animalista, Forza Nuova e Gilead Arancioni avevano depositato le candidature senza le 750 firme previste in Friuli Venezia Giulia, spiegando che rientravano nella fattispecie dei casi per i quali non erano previste. La Corte d'Appello prima e la Cassazione poi hanno invece rigettato questa tesi e quindi domani alle 11, in ritardo di un paio di giorni rispetto alle previsioni, verrà estratto l'ordine di comparizione nella scheda elettorale. Ne sono previste 2 di estrazioni, una per la Camera e una per il Senato e dunque, ovviamente, le schede saranno diverse. I partiti esclusi per un totale di 7 liste, in quanto non tutti si erano presentati nei 2 rami del Parlamento, hanno comunque annunciato ricorso, chi al TAR e chi all'Unione Europea. Voltiamo pagina. La soluzione alla crisi energetica non deve necessariamente arrivare dall'Europa, e quanto suggerisce Confindustria Friuli Venezia Giulia, che spinge sulla via del risparmio e degli investimenti in attesa di una soluzione a lungo termine.
Risparmio energetico, aumento delle forniture negli altri gasdotti, accelerazione sulle rinnovabili e incremento delle capacità dei rigassificatori. Sono queste alcune delle misure suggerite da Confindustria per trovare una soluzione nell'immediato alla sempre più pressante crisi energetica che, senza contromisure, farà aumentare a dismisura i costi in bolletta per famiglie e imprese. In un solo anno, sottolinea Gianpietro Benedetti, presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, il costo energetico dell'industria nella nostra regione passerà da 300 milioni ad almeno 3 miliardi di euro l'anno, il 7% del PIL regionale. In attesa del tetto al prezzo del gas europeo o nazionale, è necessario applicare altre misure che aiutino nell'immediato. Le misure suggerite sono il risparmio energetico del 10-15%, oltre che l'aumento della produzione di energia in altre forme, dalle fonti rinnovabili al riutilizzo momentaneo del carbone. Proprio per quanto riguarda la nostra regione, dice Benedetti, serve una forte accelerazione sulle fonti rinnovabili, come fotovoltaico, biomasse e geotermico. In Italia l'energia elettrica è prodotta per il 45% con il gas e solo per il 40% con fonti rinnovabili. Più 8,4% in un anno, un livello che non si registrava dal 1985, è il dato dell'inflazione diffuso oggi dall'Istat. L'inflazione in Italia raggiunge l'8,4% su base annuale, livello che non si registrava dal dicembre 1985, quando fu pari all'8,8%. Il mese scorso l'indice si era attestato al 7,9%. A dirlo sono i dati provvisori diffusi oggi dall'Istat. In agosto l'indice generale è cresciuto dello 0,8% rispetto a luglio. A spingere in alto l'inflazione sono stati i prezzi dell'elettricità e del gas del mercato libero, saliti in un mese del 3%, e quelli degli alimentari, cresciuti di un punto percentuale. A frenarla non bastano il meno 1,9% dell'abbigliamento e delle calzature e il meno 1,7% dei trasporti, dettato dalla discesa del costo dei carburanti. Su base annuale l'energia ha avuto un'impennata del 44,9%, mentre i prezzi del carrello della spesa sono saliti del 9,7%, aumento che non si registrava da giugno 1984. Una situazione che, tra post-pandemia, crisi energetica e guerra in Ucraina, preannuncia un autunno davvero rovente. E sul fronte del caro energia è stato raccolto dai commercianti friulani l'invito lanciato a livello nazionale da Confcommercio di spegnere la luce per un quarto d'ora in segno di protesta contro il caro bollette. Oggi a mezzogiorno tutti insieme avete deciso di spegnere le luci. Noi intanto lo facciamo questa cosa. I commercianti del Friuli Venezia Giulia hanno aderito all'iniziativa promossa da Confcommercio Nazionale di spegnere la luce nelle loro attività in segno di protesta contro il rincaro eccessivo dei costi dell'energia. Lo spegnere le luci è un atto simbolico, nel senso che un'attività commerciale come questa, comunque di medio-piccole dimensioni o comunque sia qualsiasi tipo di altra attività, ha degli impianti che non possono essere spenti, perché noi abbiamo dei frigoriferi per la conservazione dei prodotti. Un'azienda come questa si ritrova ad avere dei costi delle bollette che sono raddoppiati, triplicati, quadruplicati anche in alcuni casi. È inevitabile che nel tempo tutti questi che sono dei costi vadano per forza di cose a ripercuotersi su quelli che sono i costi che poi andranno a dover pagare i consumatori. In molti, soprattutto chi gestisce piccole attività, saranno costretti a chiudere se non saranno prese misure urgenti. Purtroppo ci sono un sacco di aziende che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e ho paura che questa botta dell'energia sia poi la botta finale per cui finiranno per chiudere. Una cosa che è importantissima: le aziende che chiudono sono comunque dei posti di lavoro, sono delle famiglie che lavorano e che poi non riapriranno sicuramente. Nuovo contratto per la Danieli di Butrio, il colosso friulano dell'acciaio costruirà con Tenova un'acciaieria green in Olanda. Nuova commessa in Olanda della Danieli. Energy Rhone Alliance, costituita da Danieli e dal partner tecnologico Tenova, ha sottoscritto con Tata Steel Netherlands, controllata olandese del colosso siderurgico indiano Tata Steel, un contratto per la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto siderurgico a idrogeno. Con il progetto Heracles, la Tata Steel Netherlands intende trasformare l'acciaieria integrata di Gemunden dall'attuale tecnologia BF a una produzione di acciaio verde basata sull'idrogeno, dunque più sostenibile. Il contratto è diviso in due fasi, una prima ingegneristica del valore di 65 milioni di euro e una impiantistica di circa 500 milioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato un programma di investimenti da 7,6 milioni di euro in tecnologie 4.0 per l'Ilpea nei siti produttivi di Zoppola, in Friuli e Malgesso, in provincia di Varese. L'azienda produce componenti per le filiere automotive, elettrodomestici ed edilizia. Il progetto prevede attività di ricerca in vista della costruzione di un impianto sperimentale che produrrà materiali innovativi contenendo i consumi energetici e riducendo scarti ed emissioni. Il Mise metterà a disposizione agevolazioni per 1,8 milioni di euro. È previsto anche un cofinanziamento dalle regioni Friuli, Venezia Giulia e Lombardia. Il gran caldo ha fatto aumentare sia i ricoveri che i decessi delle persone anziane. Le cause più frequenti sono l'aggravamento di patologie cardiovascolari e di affezioni alle vie respiratorie e le cadute per malori dovuti alla disidratazione. Il caldo prolungato di quest'estate e la diffusione del Covid hanno fatto aumentare il numero di decessi di persone anziane. Rispetto allo scorso anno c'è stato un incremento anche di accessi al pronto soccorso, in modo particolare di persone fragili affette da pluripatologie. Gli anziani in genere sono persone che hanno molte patologie e certamente il caldo non fa altro che aggravare e scompensare certe patologie. Le patologie più frequenti sono assolutamente le patologie cardiovascolari, che sono quelle più importanti, però il problema più grande è che tutte le patologie croniche di cui gli anziani sono affetti sono peggiorate da un fattore che è quello della disidratazione che colpisce soprattutto gli anziani che bevono poco perché hanno meno stimolo alla sete, quindi la disidratazione scompensa molte malattie croniche degenerative e con cali di pressione, cadute. Ecco, la caduta è una delle situazioni più frequenti per le quali molto più frequentemente gli anziani vanno in pronto soccorso. Le cadute legate alla disidratazione, legate all'eccesso di terapia antipertensiva, magari nei mesi più caldi, e alla mancata rimodulazione delle terapie. Questo è uno dei fattori più frequenti. E poi le solite patologie infettive, le infezioni delle vie urinarie, le infezioni delle vie respiratorie. Un'opportunità per le donne in difficoltà, ma anche un aiuto per l'ambiente, è il laboratorio di riuso della cooperativa Carpos, che è stato inaugurato oggi a Pordenone. Un laboratorio tessile davvero speciale, quanto sta dietro la vetrina di Ridoprin Lab, laboratorio solidale di riuso della cooperativa sociale Carpos di Porcia, che impiega donne in difficoltà e riutilizza, riciclandoli, scarti di stoffe e tessuti. Oggi è stato inaugurato in Corso Vittorio Emanuele il Temporary Shop in collaborazione con Concentro, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Il negozio invita a riflettere sull'economia circolare, sull'importanza del riuso, principi ispiratori del progetto che mira a trasformare materiali di scarto in risorse, valorizzandoli attraverso l'artigianato femminile. All'interno del Temporary Shop si potranno acquistare per tutto il mese di settembre borse, bigiotteria, pantofoline per bambini e abiti in lana cotta realizzati sapientemente dalle sarte del Ridoprin Lab, che ha la sua sede a Torre di Pordenone. Attraverso questo laboratorio la cooperativa sociale Carpos dà lavoro e nuova vita a donne fragili, puntando a recuperare e riutilizzare senza sprechi tessuti di qualità attraverso la tradizione della creazione sartoriale. Ci piace che questa vetrina, ha detto Paola Marano, presidente di Carpos, sensibilizzi le persone sull'importanza dell'economia circolare, che chiede di produrre meno rifiuti e recuperare oggetti usati, donandogli nuova vita. Valori fondamentali, ha concluso, che ispirano il nostro laboratorio, che è incentrato sulla sostenibilità ambientale e la creazione di nuove opportunità lavorative. È nel segno della valorizzazione dei legami culturali del Friuli a livello internazionale e dei suoi personaggi la 9ª edizione del Festival Udine Castello a cura dell'Associazione Amici della Musica. È particolarmente ricco il programma della 9ª edizione del Festival Udine Castello, che, organizzato dagli Amici della Musica, partirà il 18 settembre dal Palamostre con il progetto Tango Udine, dedicato al tango e ai suoi derivati, ricordando José Bragato, amico e stretto collaboratore di Piazzolla, nato e cresciuto a Udine. In calendario fino al 14 ottobre, orchestre e solisti, omaggi a Tina Modotti e Pierluigi Cappello, e ancora al Castello di Colloredo di Montalbano per la giornata Mozart e gli Stieris Furlanis, per parlare di Mozart e del suo legame con Hieronymus von Colloredo. Non dobbiamo dimenticare che nelle realtà locali ci sono stati dei grandi nomi che molto spesso magari passano nella storia e non vengono ricordati abbastanza. Per chiudere in bellezza, il 14 ottobre gli Amici della Musica presenteranno il rinnovato Grand Steinway e Sons 1961, pianoforte che in sala Aiace troverà la sua nuova casa. Sarà presentata in occasione di Pordenone Legge la biografia del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che oggi è prenotabile sulle principali piattaforme online e in libreria.
governo. Uscirà il 13 settembre, anche se già prenotabile, sulle maggiori piattaforme che vendono libri ed ebook. Il titolo è Una storia semplice, la Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia, ed è la biografia di Massimiliano Fedriga, edita da PM. Nella sinossi Fedriga lo descrive come un libro dove ci trovate dentro qualche pezzo della mia vita, niente di più e niente di meno. Un libro per condividere una storia, un modo in più per non ritrovarmi solo. Fedriga si era iscritto alla Lega già all'età di 15 anni, lui classe 1980, e nel 2003 ne è diventato segretario provinciale a Trieste in un partito all'epoca con pochi iscritti. Si è candidato diverse volte, ma è solamente nel 2008 che è riuscito a farsi eleggere alla Camera dei Deputati. Da allora e fino al 2018 è rimasto sugli scranni di Montecitorio, diventando l'8 luglio del 2014 capogruppo del Carroccio. Nel 2018 la riconferma a Roma, ma le pressioni su Salvini, attraverso anche l'uso di trattori in maniera pacifica, hanno convinto il centrodestra a candidarlo presidente di regione al posto di Renzo Tondo. Una storia semplice, spiega poi la sinossi, un'autobiografia non convenzionale, inedita e sorprendente perché mette in luce l'uomo oltre che il politico, una narrazione che somiglia più a un romanzo di formazione. Il libro verrà presentato ufficialmente il 14 settembre alle 21 nello Spazio San Giorgio nel contesto della 23esima edizione di Pordenone Legge. Weekend tutto dedicato allo sport per Pordenone, sabato sera il galà con le premiazioni degli atleti e domenica nelle vie del centro tutte le discipline in vetrina, un evento in collaborazione con federazioni e CONI. Pordenone torna ad abbracciare lo sport in piazza 20 settembre nelle vie del centro, che si animerà delle diverse discipline. Cadute le restrizioni per il Covid, atleti e famiglie assaporeranno di nuovo il piacere di divertirsi e stare assieme. Si parte sabato 3 settembre. Alle ore 20 inizierà il Gran Galà dello Sport, sempre nel palco naturale di piazza 20 settembre, dove premieremo centinaia di ragazzi che hanno ottenuto risultati importanti dalla regionale al nazionale, all'europeo e all'internazionale, con i loro istruttori, con i loro presidenti di società sportive. Domenica 4 settembre la giornata sarà dedicata agli sport in vetrina, con la possibilità di provare tennis, scherma, arti marziali e molto altro in collaborazione con società, federazioni e CONI. Insomma, i contenuti sono per rimarcare ancora una volta l'importanza del mondo sportivo per quanto riguarda la nostra società, non soltanto per i nostri giovani ma anche per tutti i cittadini che vivono su una città come Pordenone. La sesta edizione ritorna ad essere svolta nel sito tradizionale che è il centro di Pordenone, con piazza 20 settembre, tutte le vie adiacenti e più il cortile della Gabelli, dove ci sono gli sport di movimento, da squadra in pratica, come il tennis, c'è il pallavolo, pallacanestro, il calcio, il rugby, e poi ci sarà il centro con tutte le nostre società sportive, che sono più di 70, che saranno presenti da domenica mattina in questa città bellissima per dimostrare gli sport, farli provare dai nostri ragazzi. È tutto, vi ricordo dalle 18 l'appuntamento con Poltronissima con Francesca Spangaro, Paolo Matrecano e Marco Pasquariello per seguire la sfida tra Udinese e Fiorentina. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.